In realtà in una società di qualsiasi tipo è evidente, contiene una forma di dipendenza dalle regole che ogni società si deve dare per poter esistere, perché sennò sarebbe un caos, no? Quindi è evidente che poi ci sono delle dipendenze false, delle dipendenze che ti inibiscono la tua crescita, perché sono proprio un tappo sopra alla tua possibile evoluzione, e delle altre che sono semplicemente la possibilità di entrare in rapporto con gli altri e, come dicevo prima, anche crescere grazie agli altri, perché il tuo datore di lavoro dal quale dipendi, perché magari senza di lui non puoi prendere delle scelte professionali autonome, in qualche modo è anche uno che si oppone a 30 anni di esperienza più di te e ti può dire anche, ti può dare anche due dritte, non è semplicemente il tiranno che ti obbliga a fare le cose. Starà a te evidentemente capire fino a che punto quella persona può insegnarti delle cose oltre il quale tu stai esercitando un potere su di te dal quale tu ti dovrai svincolare per affermare la tua identità. Quello è indiscutibile, però entrare in conflitto fin dall'inizio con qualsiasi forma di relazione è un miraggio, così come un miraggio degli artisti musicali indipendenti che mettono avanti la propria appartenenza indie come se fosse un sinonimo di qualità, a prescindere dal fatto che siano realmente indipendenti